questo appuntamento per presentare il libro del carissimo Sergio Reolon, Kill Heidi, come uccidere gli stereotipi della montagna e compiere finalmente scelte coraggiose. Sono onorato di portare il saluto del Consiglio regionale a tutti voi convenuti e anche il saluto del Presidente Ciambetti, che si scusa ma è impossibilitato per un altro concomitante impegno istituzionale. Innanzitutto un grazie e un saluto caloroso a Sergio Reolon che ci sta seguendo in streaming. Credo che un applauso. Ecco, lo ringraziamo innanzitutto perché sarà lui, attraverso appunto il video intervista che poi seguirà, ad accompagnarci in questa conoscenza dei contenuti e delle motivazioni essenziali che troveremo appunto nelle pagine del libro che poi verrà presentato. Saluto e ringrazio tutti i colleghi consiglieri ed ex consiglieri presenti per la loro testimonianza anche di vicinanza a questo momento importante. E entriamo nel merito. Allora, avendo già avuto la possibilità di leggere, anche perché si legge rapidamente, insomma è un libro molto agile, snello, posso anticipare anche un altro ringraziamento a Sergio. Il titolo sì è un po' forte, ma volutamente forte e provocatorio, che rivela una necessità impellente su questo tema. Perché attraverso appunto le metafore che lui illustra nel suo libro, le cosiddette figure, i 4 tipi umani di Montanaro che lui ci presenta, ha costretto me, ma credo anche tutti noi, ci costringerà ad una revisione critica anche profonda del nostro modo di approcciare questo tema della montagna e del rapporto, delle relazioni appunto tra i territori del nostro Veneto. Il rapporto tra la pianura e la montagna, il rapporto tra le aree rurali e la città, il rapporto tra la città e la periferia, tra l'edificato e le aree libere. È un tema che appunto risuona attraverso le parole di Sergio come un richiamo sia a livello personale ma anche istituzionale, che ci invita a liberarci dai nostri schemi, magari ormai sorpassati, vecchi, addirittura infantili, appunto, dei preconcetti che a volte ci offuscano la mente, la visuale e l'approccio, e per liberarci appunto e leggere e interpretare queste relazioni tra i territori come relazioni che hanno una forte portata antropologica, ma anche sociale, culturale, economica, ambientale, eccetera, eccetera. E quindi, togliendoci questi orpelli, diciamo, queste visuali inappropriate, provare a cogliere l'essenziale, appunto, e tutte le potenzialità che queste relazioni rivestono. Credo che solo così potremo essere illuminati anche nel nostro compito di amministratori, di persone impegnate a livello politico e istituzionale, appunto, a fare scelte lungimiranti, proiettate nel futuro, proprio a beneficio di queste relazioni tra le persone e tra i territori. Ecco perché, appunto, ma lo dirà poi Sergio, dobbiamo uccidere Heidi. Niente contro i bambini, contro l'infanzia, ma proprio per questo motivo, appunto, squisitamente importante che lui vuole richiamare. E ringrazio allora in particolare tutti voi, ma in particolare i nostri 2 ospiti che poi appunto entreranno nel merito di questa pubblicazione di Sergio Reolon, e quindi ringrazio Annibale Salsa, qui presente antropologo, e Maurizio Busata, giornalista e grande amico anche di Sergio, ma anche credo Annibale Salsa. E poi consentitemi un ringraziamento particolare al collega Graziano Azzarin, che è qui vicino a me, al quale adesso cederò la parola per coordinare i vari momenti della scaletta, diciamo, di questo appuntamento, e lo ringrazio perché proprio anche fisicamente si è prodigato in queste settimane per rendere possibile l'incontro di oggi e la presentazione di questo libro. Quindi buona giornata a tutti e soprattutto buona lettura per chi poi vorrà entrare nel merito. Grazie Bruno, grazie a tutti voi per la presenza.
Due parole, Sergio lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, un politico di lungo corso, ex presidente della provincia di Belluno, ex consigliere regionale, impegnato in numerose battaglie politico-sociali per il suo territorio, legato alla sua attività nel Consiglio regionale, in particolare nella redazione dello Statuto, della riforma regolamentare, della legge per l'autonomia di Belluno, cioè quindi fatti importanti. Ringrazio anche i suoi conterranei che sono qui, sia consiglieri che non, insomma questa testimonianza anche di un legame umano importante anche per chi fa politica. Nei giorni scorsi l'abbiamo sentito, ci eravamo sentiti proprio per organizzare anche, accompagnarlo diciamo qui con noi, però come sapete è venuto a casa 15 giorni fa dall'ospedale, insomma non se la sentiva, si sarebbe stancato troppo e quindi abbiamo realizzato questa video intervista che adesso apre il nostro incontro odierno. Prego. Questo mi provoca una grande tristezza, una grande angoscia e la voglia appunto di cercare di dare ancora un contributo. Per questo ho scritto questo libro. Lì fai riferimento a una serie di figure che semplificano diciamo, i problemi, insomma le incrostazioni culturali, se così possiamo definirle, non solo culturali, e come secondo te si possono superare? Qual è il cambio di passo che dovrebbe, diciamo, in qualche modo smuovere questa situazione e aprire un percorso e tracciare una nuova prospettiva anche per l'area montana? Beh, non c'è dubbio che il problema è di carattere politico. Io lo dico nel libro e lo dico controcorrente rispetto alla vulgata quotidiana, la mia fede è la politica. Ora, il problema, il nocciolo duro della questione è questo. La montagna, dentro il solo mercato, con il mercato che domina, è morta. Perché in montagna ci sono pochi consumatori e quindi la montagna è poco interessante per il mercato. Allora deve intervenire la politica quella alta, quella che è capace di pensare, di avere coraggio, di fare scelte importanti. E questo è il primo aspetto. Il secondo è, perché uccidere Heidi? Perché Heidi appunto rappresenta una visione stereotipata della montagna che la rende subalterna alla metropoli. La città e la montagna, la pianura e la montagna devono collaborare, ma per collaborare bisogna essere sul piano di pari condizioni, altrimenti non parliamo più di collaborazione ma di sudditanza, che è la condizione nella quale si trova oggi la provincia di Belluno rispetto alla regione Veneto. Usata questa vicenda, secondo legislativa, a cui ha particolarmente lavorato, insomma, quale aggancio vede con il lavoro di Sergio affinché ci sia quel passo avanti che si auspicava nell'intervista, diciamo, nell'area in cui opera. Prego. Buongiorno, grazie dell'invito, saluto tutti voi perché con voi ho condiviso, con molti di voi ho condiviso fasi importanti della vita legislativa del Veneto e in questo momento in cui anche si discutono le funzioni che le regioni devono assolvere rispetto ai territori, mi pare particolarmente interessante cominciare questa discussione partendo appunto da un pezzo del Veneto, le sue montagne. Voi avete sentito nell'intervista che Riolon ha fatto e di cui vi porto i saluti più cordiali, che sostanzialmente questo libro ha due lenti di ingradimento, o meglio due categorie di destinatari. Innanzitutto noi bellunesi, e a Belluno faremo le più opportune e appropriate riflessioni, noi bellunesi, ma anche i decisori politici che delle zone montane si occupano o devono occuparsi. Quindi per rispondere alla domanda che mi poneva Graziano Azzalin, secondo me
questo libro serve per, diciamo così, riepilogare in poche pagine quello che è, diciamo, un testimone che in questo momento forse il Consiglio regionale non sa a chi affidare, perché nelle precedenti legislature di fatto i diversi gruppi politici erano organizzati in modo tale da avere dei portavoci, degli interlocutori che dal punto di vista delle zone montane seguivano lo sviluppo dell'attività legislativa. In questa legislatura credo che ci sia ancora molto da raccogliere e sicuramente poi da implementare, come del resto diceva Sergio, laddove da parte sua auspica una piena attuazione alla legge 25. Su questo punto poi, in conclusione, se mi è consentito, vorrei anche lanciare una proposta alla vostra attenzione. Sergio Breolon, delle 4 categorie che lui, o tipologie di persone che lui tratteggia, sicuramente fa parte della categoria del montanaro civicus, a cui in piccolo cerco di appartenere anch'io come categoria, perché in sostanza questo rapporto che ci deve essere stringente e talvolta anche in qualche modo dialettico tra i territori di montagna e il resto del Veneto sono una delle dimensioni comunitarie più intrinseche all'essere veneto. Se noi parliamo di identità veneta, bene, l'identità veneta, posso citare Lucio Susmer, il padre dell'ecologia italiana, posso citare Mario Rigoni Stern, il nume tutelare dell'altopiano e di tante vicende della cultura italiana in chiave anche europea. Ebbene, dai loro studi, dalle loro considerazioni, viene sempre sottolineato in maniera direi proprio inevitabile, ineludibile, il rapporto che c'è tra il Veneto e le sue montagne. Quindi a me ha sempre offeso, lo dico con molta franchezza, quando qualcuno, rivolgendosi al consigliere Bond piuttosto che al consigliere Riolon, piuttosto che ad altri loro colleghi, diceva voi della montagna. Volete, pretendete, chiedete, ma voi della montagna che cosa? Se noi siamo veneti, come tutti quanti qui presenti siamo veneti. E quindi questo punto di dire che il libro è sì destinato innanzitutto ai bellunesi, e a Belluno faremo tutte le dovute riflessioni, ma è anche un invito alla classe politica, alla classe dirigente del Veneto di prendersi carico della questione montana. Sergio lo ha accennato nella sua intervista, ma lasciatemi leggere le sue parole quando spiega perché bisogna uccidere Heidi, ma soprattutto bisogna intraprendere scelte coraggiose. Scrive Sergio: vivere in orizzontale è più facile, non necessita di grandi sforzi, si è sempre in equilibrio naturale, le cose basta appoggiarle e rimangono al loro posto. Per fare un esempio, se devi costruire una strada, basta consolidare e asfaltare. Se devi sfalciare, puoi usare potenti falciatrici. In montagna no, e via elencando. Allora, se voi pensate che nella metodologia di rilevazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, la SOSE, che cambierà nome, non è più la società per gli studi di settore, ma è la società per la soluzione dei sistemi economici, la SOSE, di fronte al fattore montagna, non riesce a rilevare nient'altro che 2 elementi che vi cito: il numero di chilometri lineari delle strade che si sviluppano sopra una determinata altitudine, e poi, bontà loro, il numero degli abitanti, sottolineo il numero degli abitanti esposti a rischio idrogeologico. Nemmeno i chilometri quadrati di rischio idrogeologico rientrano nella rilevazione dei fabbisogni standard che, per conto dello Stato, lasciamo stare con l'eccezione delle regioni a statuto speciale, per cui mancano anche elementi di confronto, ma non mi interessa adesso aprire il discorso in confronto delle indignazione, perché l'orizzonte montano qualche volta sfugge alla comprensione
dei decisori politici, ma c'è la sottolineatura nel libro di quella che è invece una responsabilità, tra l'altro garantita dal punto di vista costituzionale dall'articolo 44 della Costituzione, che dice la legge dispone provvedimenti a favore dei territori montani. Potrei citare anche l'articolo 3 della Costituzione, visto che Reolon ritiene che questo contesto di mercato senza regole o comunque questo iperliberismo dominante di fatto escludono la montagna quasi per definizione, per le ragioni che ha detto lui. Adesso io non voglio ulteriormente sottolineare. Ecco, allora c'è un articolo 3 della Costituzione che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Ecco i decisori politici dove sono chiamati a misurarsi, voi della montagna o voi del Veneto. In questo libro Sergio racconta anche alcune storie di persone che vivono e lavorano in montagna. Qualcuno direbbe che sono casi di successo. Prima vi leggo i nomi, poi vi leggo il commento che Sergio fa. Gianni gestisce una malga ai piedi della Marmolada. Marta, ingegnere idraulico, alleva capre da Kashmir. Carla alleva capre da latte. La cooperativa La Fiorita ha messo insieme i produttori d'orzo recuperando vecchie sementi, eccetera, eccetera. Molti giovani stanno tornando a coltivare la terra. Sì, è vero, dice Sergio, ma ecco il suo affondo. Le buone pratiche, queste che abbiamo citato, le buone pratiche senza politiche che le sostengono nel lungo periodo possono essere una pericolosa arma a doppio taglio. Di qui quell'appello che lui fa alla politica con la P maiuscola, a giocare le sue capacità di declinare visione, di avere vista lunga, in sostanza di ragionare sulle scelte strategiche collettive con una capacità che sia appunto da classe dirigente. Allora si tratta anche di aprire un'agenda o di scrivere un'agenda di cose da fare. E quanto alle cose da fare, e mi avvio alla conclusione, mi permetto di avanzare una proposta che sicuramente Reolon condividerebbe. Abbiamo capito, il mito di Heidi dobbiamo metterlo da parte, ma non basta uccidere Heidi. Mettiamo pure da parte il mito come luogo comune, soprattutto come insofferenza o indifferenza a leggere quel fattore montagna di cui vi dicevo poc'anzi. Ma bisogna fare un passo in più. Io non so quale possa essere lo strumento regolamentare per questo Consiglio regionale da attivare, ma il Consiglio, io credo, deve trovare il modo, il tempo, ovviamente a breve, per valutare lo stato di attuazione nella legislazione e nella programmazione del Veneto, dell'articolo 15 dello Statuto, proprio in ordine alla specificità dei territori montani. Un impegno, questo, di valutare, che deriva anche dall'articolo 23 dello stesso Statuto, il quale articolo 23 prefigura di verificare gli effetti realizzati nell'applicazione delle leggi. È un segno di riconoscenza, ma devo dire innanzitutto è un segno di impegno che mi permetto di auspicare che il Consiglio regionale trovi il modo appunto di fare, e dandogli anche adeguata pubblicità. Reolon anche nell'intervista ha lamentato un certo vuoto di idee riferito genericamente all'opinione pubblica, sia chiaro, genericamente all'opinione pubblica rispetto al fatto che la questione montagna non sia sempre al centro dell'agenda. Ecco, con queste pagine ci ha riportato, diciamo, in carreggiata Reolon, ci ha invitato a considerare la dimensione comunitaria, la dimensione territoriale, la dimensione economica, la dimensione sociale della vivere e operare in quota. Potrei citarvi dati che già nel 2012, con un gruppo di lavoro da me coordinato, il libro bianco sulla montagna veneta aveva messo in luce
avremo anche l'occasione di presentarlo in questa sede, ma non è adesso il momento di tornare su quei numeri, però quei numeri sono ancora di straordinaria attualità. Ve ne cito uno solo. Sui 119 comuni interamente montani del Veneto, ora sono 115 per effetto di alcune fusioni, ma i 119 allora rilevati, 91 dei 119 avevano un indice di sviluppo generale, un indicatore sintetico che vi risparmio dal punto di vista metodologico come era stato costruito, ma questo indicatore sintetico poneva 91 comuni su 119 al di sotto della media regionale. Se questo non è un problema che riguarda il Veneto, mi chiedo quale potrebbe essere allora l'occasione, se non quella tragica, l'alluvione, il Vajont, le emergenze, per richiamare l'attenzione dei decisori politici su questo versante. Ringrazio anche a nome vostro Sergio Riolon per aver con questa analisi senza riserve mentali aiutato a riaprire un capitolo che merita di essere sviluppato. Grazie. La parola al dottor Annibale, precedente legislatura, che hanno rivestito cariche e ruoli importanti, insomma, sia istituzionali che politici. C'è il tempo per un paio di battute, chi le desidera fare, insomma, chi vuole portare il contributo, insomma, Dario Bond, che ringrazio per essere venuto, insomma, Lucio Chiozzo, che era il capogruppo di appartenenza di Sergio Riolon, insomma, del Partito Democratico. Prego, Lucio. Solamente una battuta molto veloce, perché credo che i relatori abbiano tratteggiato da una parte molto bene il lavoro di Sergio e abbiano soprattutto dato degli spunti molto interessanti per il lavoro politico poi che deve essere portato avanti dalla politica, da chi ha il compito anche di governare questo nostro territorio. Faccio due battute, intanto salutando Sergio, dicendo che è importante il lavoro che lui presenta e viene presentato oggi, perché risponde alla parte finale dell'intervento fatto dal professor Salza, quando dice siamo di fronte alla sconfitta attorno alla discussione e ai temi sulla montagna. Credo che invece Sergio oggi ci richiami e lanci una sfida coraggiosa e esca da questa fase politica attraverso un gesto di coraggio forte che mette chi ci richiama e chiama la politica, noi tutti, a discutere in termini sicuramente nuovi, più forti, più innovativi, più riformisti su quello che bisogna fare in una fase così delicata come quella che viviamo oggi. Quindi Sergio ci insegna a non essere sconfitti, a continuare un lavoro molto, molto importante e ci richiama anche a un altro punto, il tema della concretezza. Oggi sempre di più, e forse anche la crisi della politica, nasce dal fatto che si parla e c'è un cattivo esempio sulle cose che poi devono essere realizzate. E quindi il libro di Sergio chiede concretezza alla politica. E prima di Carlo Alberto Tessari, che è stato un po' presideva la Commissione Statuto, ha collaborato, conosceva da tempo, insomma, anche conosce Sergio da molto tempo, per cui insomma, io cedo volentieri la parola e la ringrazio per essere qui. Ma io credo che Sergio, che ci ascolta, oggi ci dimostra di essere Sergio Riolon. Credo che noi stiamo dibattendo della montagna oggi per effetto del suo libro, per effetto di averci messi insieme, come forse in questa legislatura non si è mai parlato. E lo dico con la constatazione di due passaggi che mi hanno colpito. Quando Baschetto mi ha consegnato il libro con la dedica riservata a me, ho avuto un attimo di commozione e poi di gratitudine. E mi sono ricordato di due passaggi che sono della mia storia e credo anche nella sua. Io conosco Sergio da prima, ci conoscevamo quando nel mondo della cooperazione agricola, nel mondo dell'arte, lui difendeva la cooperazione Rossi, allora di Belluno, e io dall'altra parte, in una stagione in cui le cooperative bianche e rosse non parlavano.
Bene, io quando l'ho conosciuto ho scoperto che pur difendendo fortemente le proprie posizioni, lui aveva l'obiettivo di rispondere ai problemi della gente. Non contava la parte di appartenenza, ma contava l'impegno per dare una risposta. E quando l'ho ritrovato, fortunatamente per me, vicepresidente della Commissione Statuto, pur non avendolo mai perduto, anche da presidente della provincia di Belluno, ho riscoperto le stesse identiche determinazioni. Non era importante far capire che tu subivi un torto e perché lo subivi il torto eri arrabbiato e reagivi da arrabbiato, ma era importante far capire che le tue ragioni, parametrate con quelle degli altri, dovevano essere rispettate. E se noi siamo arrivati a scrivere l'articolo 15 e poi fare legge per tutti due, è perché Sergio aveva avuto questa capacità, durissimo nella concezione, intransigente per molti aspetti, ma poi sempre nella capacità del ragionamento che lo portava a dire: io sono qui per rappresentare questa gente. E aveva poi la lucidità, c'è un passaggio del libro che è scritto molto bene, in cui lui dice: dobbiamo saper superare i localismi, le frizioni, i litigi, perché poi quando ci dividiamo tra di noi non riusciamo più a farci comprendere. E la sua forza è quella che emerge dal libro, e che ha detto bene Busata prima, non è un libro carico di negatività, è carico di amarezza, di chi oggi può essere libero da amarezza, ma non è un libro di pessimismo. È un libro anzi che ci sprona, che ci va a guardare avanti e che pone alla coscienza di tutti che più di oggi c'è la necessità, in una situazione in cui non sappiamo come andremo a finire, più centralismo, meno centralismo, le regioni di più, di meno, la valenza dei territori riemergerà con più forza e le specificità dei territori. E se c'è un pregio importante nello statuto che abbiamo fatto grazie a lui, è di aver fatto quell'articolo 15. Senza di lui, quell'articolo 15 delle specificità di Belluno, non l'avremmo mai fatto. E allora è con gioia che io lo saluto, perché l'ho visto bene, l'ho sentito carico, con la forza e la determinazione di sempre, per dirvi che mi è piaciuta molto la sua conclusione sui maestri. Una società, una collettività non può vivere senza maestri. E allora noi che abbiamo bisogno di maestri, come Sergio, gli facciamo gli auguri di rivederlo presto qua con noi, per dibattere ancora delle sue. Ritrovarci e rivederci, lo dico come consiglieri della nona legislatura, che è stata importante, è stata una legislatura costituente, e credo che lui, assieme a tantissimi altri colleghi, soprattutto quelli bellunesi, hanno contribuito a farci conoscere effettivamente la montagna. Io che vengo dalla pianura, che sono orizzontale, no? Ecco, ho potuto conoscere effettivamente non la cocciutaggine, no? O la testardaggine, l'impegno proprio costante a difesa non di privilegi, ma a difesa delle necessità di questo territorio. Questo è importante. Lui anche oggi, come per il passato, ci dà una lezione importante, che è quella di non arrendersi mai, perché lo conosciamo. Con questo libro ci consegna, come si può dire, un percorso da fare per quei territori, ma anche per tutti gli altri, di difesa di situazioni che sono le situazioni non solo della montagna, ma di tutto il nostro territorio. Ecco, questo credo che con questo io lo saluto e arrivederci a presto, e ancora una volta ci dà un insegnamento che è quello di tenere sempre duro. Grazie. Oltre, come è emerso dalle cose che abbiamo detto stamattina, che sono state dette, diciamo, le aree montane, riguarda quelle che oggi sono le aree cosiddette fragili, le aree interne. Insomma, no, ci sono delle politiche, delle scelte importanti su questo, cioè quelle aree che soffrono di quell'impoverimento dei servizi di welfare, della difficoltà della mobilità, eccetera. E quindi sono tutte quelle aree che non sono solo alpine, dove si vive, diciamo, in diverso modo rispetto alla pianura. Nel 2010, appena insediati, appena eletti, il gruppo del Partito Democratico decise subito di occuparsi di statuto, di autonomia della provincia di Belluno. E ricevetti, ma pochi giorni dopo, una telefonata da Sergio Leolone, il quale mi disse: guarda che presenteremo le nostre proposte per l'autonomia, non c'è solo il problema dell'autonomia di Belluno, ma io credo e inseriremo anche l'autonomia del Polesine. E difatti
i consiglieri della precedente legislatura sono buoni testimoni che su quello abbiamo, diciamo, intavolato una battaglia. Poi è andata come è andata, nello statuto è rimasto Belluno, ma il presupposto politico era proprio i ragionamenti che sono stati fatti oggi. Poi abbiamo recuperato le specificità non solo per l'area, diciamo, polesana, ma per l'area lagunare, valliva, insomma, eccetera. Quindi proprio questo concetto che si è esteso. Un libro che ha appunto una tesi di partenza geniale, ma credo oggi necessaria. La cosa debole di questa, diciamo, pubblicazione, di questo scritto, secondo me, è la rappresentazione del fallimento di tutti i tentativi fatti per realizzare questa tesi negli ultimi 25 anni. Però è un fallimento che non toglie né la speranza della buona politica nel futuro, insomma, che lui accoppia, diciamo, la speranza alla bellezza della montagna, che sono decisive per corroborare appunto nuove battaglie e costruire un futuro diverso, senza aidi, ma con le persone in carne ed ossa. Ecco, io credo che tristezza e serenità chiudono questo libro, sembrano questioni che si eludono e si contrastano a vicenda, però insomma in realtà è la tristezza che scaturisce da una profonda sensibilità e la serenità che è quella di un gran politico che è Sergio Rolon, e che saluto. Grazie Sergio, a te la parola. Grazie, allora concludiamo questo credo utile e interessante incontro ringraziando Sergio ancora una volta e salutandolo da parte nostra e da parte del Consiglio regionale. Ringraziamo i nostri due relatori che ci hanno aiutato, insomma, a entrare ancora di più nello specifico del messaggio che Sergio ci vuole consegnare, del testimone, come qualcuno diceva prima, che ci viene affidato a noi come consiglieri, ma credo a tutti noi come cittadini di questa bella regione come il Veneto. E auspichiamo, direi, che questo evento di presentazione si possa anche ripetere, il libro fosse già in programma magari, e quindi credo che questo messaggio vada divulgato il più possibile, perché è una questione proprio di approccio anche culturale che va promossa e rilanciata, tenendo presente che i libri che sono qui a disposizione si possono acquistare anche per sostenere le spese che sono state necessarie per la stampa e la pubblicazione, e fare in modo appunto che il nostro aver ascoltato oggi e partecipato a questa presentazione ci aiuti a una revisione personale e, come dicevo all'inizio, istituzionale nell'approccio a queste tematiche. La montagna ci riguarda, la montagna in qualche modo è parte di tutti noi, e quindi con questo bel messaggio salutiamo Sergio e vi ringraziamo tutti.